Tipo lavatoio e poi adesso io vado di aspettare magari sono di quella volta che finisco che faccio qui vedere e anche in settimana tutta dove si parla. Quando la sarà per insegnato stai col microfono? Dai. Buon compleanno Giulia, buon compleanno Giulia. L'altro anno è passato. Non si sente. No, adesso. L'altro anno è passato. Ma tu Giulia continua a stupirci con le feste speciali. E la casa in cui sei beato, ma no, non andava bene. Ma forse sei te che non riesci a sopportare il ritmo frenetico della vita. Ad ogni modo, quando il gioco si fa duro, la Giulia va in crisi, non è così. E come hai potuto consultare, non è servito a consultare, constatare. Adesso sei di nuovo al punto di partenza e devi di nuovo guadagnarti la fiducia di tutti. Però adesso siamo in modalità stand-by. O meno si vive la giornata, vero? Non pensavo c'è una novità. Il tuo compleanno lo festeggiamo qua, in questa tavernetta. Sempre che devi stare sveglia. Vai avanti. Andando avanti, tanti auguri, buon compleanno Giulia. Ah sì, quest'anno sta giunta una novità, l'effetto Gran San Bernardo, dove fa mamma e nonna. Molto più difficile da fatta. Lei vuole sempre Terina, il papà scrive quello che pensa. Qui un regalo. Che deve essere quello della signora che mi ha capito. Che lavora con te, Rosalba, con la signora? No, lei lavora in posto. Ah già, me l'ha detto. Vi siete ritrovate sul lavoro, ma non perché lavorate insieme. Dopo tanti anni, mi ha detto. Vi siete ritrovate. Dove in posto sempre lì. Tiziano Ferro. L'amore è una cosa semplice. Vero Giulia? Ti sei preferita? Cosa c'è scritto Giulia? Non ci vedo. Non ci vedi? Andiamo male se non ci vedi la tua età. Felicità. Libricino portachiavi con citazioni. Che si apre.
non ti ascolta nessuno. Perché le leggi tutte. Chiacchiere, nessuno ti ascolta. Oh, ma signora. Quindi ascoltate un po' anche me. Su tutto e sulla felicità. Piccolino. Tutte le leggi. Mi sa che imparo. Che ti prego. Gingigoni della mamma sei te. Gingigoni della mamma sei Guarda che c'è anche una letterina dentro. Prego. Giulia, un po' d'entusiasmo. Ma sei in più pesa, come fai? Ma che ti ricorda che in grande? Oh, che bella! Bella. Oh, che bella! Che la belli. Bellissima. Poi te rosso sta bene. Sì, fai vedere che non ci sono. No, loro sono di zia. Io? Ah, karaoke. E lieto te lo facciamo a voce, tanti auguri Giulia. Io non lo faccio. Io con i biglietti proprio mai. Beh, buttalo via, Giulia, fuori. Auguri. Così ti ricordi di noi quando la metti. Bellissima. Sul rosso. Vedi, intonata? Sta parlando. Tutto intonato. Quello di chi è? Non c'è il biglietto. Riesce da solo. So close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Forever trusted who we are, and nothing else matters. Never opened myself this way. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just say, and nothing else matters. Come ti metti? Noi siamo divisi. Non dobbiamo metterci. Dai, Giulia! Tanti auguri, serate. Tanti auguri.
È andato tutto qua? Sono stata la torta. Buon lavoro che mi danno. Tagli la torta. Taglia la Silvia la torta. L'onore. Sono stati usati quei piatti. No, questi piatti qua sono puliti, sai? Voglio tutti l'onore, ti accendo le candeline, ti taglio la torta E se la mangio. C'è ancora qualcuno forse che deve arrivare, però. Devono Quanti arrivare. arrivano ancora? Se arrivano. 9. No, giusto per qualcuno. Fa 10, mamma. 8 più 2 fa 10. 10. Però Silvia, se riesci a moltiplicare di là così ti vede anche mentre tagli la torta il cimmi. Prima di dire la schiena. Tu mettiti vicino alla Silvietta. Abbracciati alla Silvia. Tu che sei la festeggiata. Allora facciamo come gli sposi. Quanti vicini ti metti in bocca? Quanti vicini ti metti in bocca? Iniziamo col servizio. I piatti dove siamo adesso? Lo so più, non so più. Ah, sono sempre lì. Erano lì i primi piatti, lo sai, vai davanti. Che non erano. Io mi ero persa nei bambini. Perché non me ne va? Ma cosa vuoi? La torta anche te che fai? Ma il cucchiaio l'ho rimesso. Io non lo so dove hai rimessi te, hai liberato tutto te. Io nascondo. Ecco, sempre col Giulia, papà. no, prima. Ragione tu. Ecco. Grazie. Faccio passare? Oh, grazie. Aspetta che mettiamo anche questo pezzo che Alla festeggiata magari tutto. Sì, ma aiutati con il marito, stai Ma no. Diventa matto io non l'avrei già fatto. È già di sclero? Io ho proprio distinto. La torta se la deve mangiare la gente. La nonna. Poi la sì, poi ci siete voi tre. Manca ancora un piatto, Jim. Esatto, l'ho rimesso. Di dietro. E qua. Arriva la Silvia. No, io ti prendo solo un assaggio perché sono allergica al burro e ti ho detto che non... Non lo so. Ti prendo solo un assaggio per... Nella pasta frolla c'è di sicuro. Io sono un assaggio per fare onore. Questo qui. Il cucchiaio non è la Silvia. Io non capito che poi effettivamente non ho la pasta. Perché ridete? Che è successo? Distribuita. Siamo qua dietro. Che successo? Giulia. Ma che sei ripresa? Dicono che è troppo piccolo per capire. Ma che successo? All'esatto. Che è la dermatite. Il terrore che si è andato con qualche cosa. Però non deve piccare così non si capisce. Ma poi dicono Vedi Giulia? Guarda che ti sporchi di nuovo. Io con lei, i pantaloni. essendo io allergica, ho dovuto fare uno spezzamento lentissimo. Tu e papà. e va un sacco di tempo da un movimento all'altro per vedere se non reagisce niente. Però non gli ho trasmesso per il momento. Beh, ma forse anche per quello, perché dicono che Non può lo spiegare. spezzamento precoce favorisce Non è che papà ti sta quindi che ce l'ha. Magari lei sarebbe stata lei finita con la Giulia che fa le bale.
Vabbè, il nostro regalo la Giulia però non l'ha aperto perché il nostro regalo è questo. No, questa, certo. Quindi poi devo sparecchiare e pulire tutto. Perché è suo. Perché è suo. E Giulia? Poi sistemi tutto perché è il tuo regalo. Oh, se lo sa. No, forza di ridere e piange. No, Oh, Forza di ridere e piange. Vieni anche dopo qui davanti, così almeno ti vedi, se no non ci sono, non devo neanche la lava, non ci sei mai che non ti vieni. Hai ragione, non c'è. Ah, Ginny? Tutte le foto che facciamo non Non viene c'è. male. Buona questa torta. Buona, sì. Adesso però oggi l'ha fatto anche per lui, Ho messo lo sposto a telecamera e si gira così, si prende anche lui. Magari filmiamo anche il papà che fa una coccolina d'augurio alla sua bambina per i 22 anni. Anche le altre di Alice, io mi Almeno una carezzina. altre lettere. Vero? Proprio Giulia, poi lo scrittore di Almeno una famiglia, carezzina per il compleanno, papà. Io il cocco l'ho fatto così con la lettera. noi facciamo la papà. Quella rimane. C'è stato un attimino con la papà. No, signora, prendevo solo il bicchiere. Si accomoda. E qui tra l'allattamento e la torta. Tanto vogliamo la Buonissima Giulia. sta torta, profumata. Buona, sì. Noi vi dobbiamo proprio lasciare. Andiamo via insieme. Anche tu devi cambiare. Anche a voi venne? No, tu hai detto. Sì. Ho detto per le Come scene. si chiama il tuo piccolo? oh Giulia, non mangi più. Francesco. Non lo so, bambolotto. Questa sì. Carina, però che bella Ecco. È la moglie che si emoziona, lì bello, guarda che roba. Però adesso poi mi faccio anche la moglie, se no non è valida. Hai visto perché non battuto lì dietro? Ma è mica il tuo compleanno. Ah, allora col bastone, vedi? Quando esagerà le scatole. Ah, quel bastone lì vende parini Rida. simpatici. Vai là. Adesso il papà dirà, ma doveva venire a rompere il ballo. Lo metto giù. Oh, oppale. Francesco,